Finalmente una bella notizia in un momento estremamente difficile, soprattutto legato all'energia. Non nasconde il proprio sollievo il presidente della provincia Roberto Padrina a fronte dell'applicazione della legge regionale 27 del 2020 che prevede che i produttori di energia idroelettrica delle grandi derivazioni siano obbligati a regalare quota parte delle energie prodotte ai territori stessi che ospitano le centrali. La quota prevista è quantificata in 220 kWh per ogni kilowatt di potenza installata. Energia elettrica o il quantitativo monetizzato, quindi euro corrispondenti a questo quantitativo. Infatti sarà proprio tramite trasferimento di capitali che i produttori pagheranno alle province la quota parte che sono obbligati a versare, moltiplicando il quantitativo di energia a debito per il prezzo medio dell'energia stessa nell'anno precedente. Per la provincia di Belluno, che produce il 66% di tutta l'energia idroelettrica veneta e che per disposizione regionale potrà mantenere all'interno del territorio la totalità dei rimborsi previsti, l'importo annuo in ingresso nelle casse provinciali dovrebbe aggirarsi tra i 6 e i 10 milioni di euro, che si aggiungono ai già presenti canoni idrici e che la provincia intende destinare ai settori maggiormente indigenti, primo su tutti quello delle RSA, al fine di contenere l'aumento delle rette mensili. Queste risorse che noi destineremo alle case di riposo, alle sedi scolastiche e anche e soprattutto alle famiglie che hanno un ISEE sotto i 20.000 euro. Questo un po' sono i requisiti dei beneficiari. Ma poi anche su altri filoni, penso alla protezione civile piuttosto che le fasce deboli di cittadini, quindi andare incontro alle esigenze dei cittadini con fasce di reddito più basse e anche alle attività commerciali danneggiate quest'anno in provincia di Belluno dal fatto che i laghi erano bassi a causa della siccità. Fondi che potrebbero essere disponibili già dagli ultimi mesi dell'anno in corso. Questa è una delibera che passa in Consiglio regionale, c'è l'approvazione da parte del Consiglio regionale e entro il 30 novembre i produttori di energia idroelettrica dovrebbero comunicarci i dati precisi e anche fare il trasferimento dei fondi. E dopodiché ci sarà il trasferimento all'ente provincia che si occuperà insieme ai comuni di destinare questi fondi alla destinazione finale.